800 anni significa avere con noi e per la comunità di Loreo la terza fiera più antica del Veneto, quindi un grosso momento di lavoro, di orgoglio, di responsabilità e soprattutto di visibilità verso una comunità che è nostra, che è sempre pronta a mettere in evidenza tutte quelle che sono le grandi e le belle cose che la città di Loreo può dare, ma soprattutto quello che è il mettere sul tavolo a conoscenza di chi ci verrà a trovare nei vari giorni, nei vari eventi, la nostra storia. La nostra storia che ci lega a Venezia, la nostra storia che lega un po' tutto quello che è il rapporto fra Loreo e Venezia e la Repubblica del Serenissimo, un po' tutto quello che è nato da diversi anni, perché non è che ci siamo inventati ieri mattina o un mese scorso, che sono 800 anni. Castro Mauretti anni fa, insieme a dei collaboratori con l'Archivio Storico di Venezia, hanno scovato, chiamiamo così, dei documenti che ci hanno fatto capire, hanno messo a conoscenza di tutti che oggi possiamo sancire che il 29 di settembre di quest'anno saremo a 800 anni di storia della Fiera di Loreo. È un'emozione grande essere qui a presentare questa 800esima antica Sagra di San Michele di Loreo. E io vorrei ringraziare tutti i volontari, perché dietro a tutto questo grande lavoro c'è lavoro di mesi e di veramente tanto tempo, di mettersi assieme, di collaborare, di riunirsi, di decisioni eccetera, non semplici, perché a volte siamo sempre lì che si valuta tutte le situazioni, tutte le cose da fare eccetera. Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che stanno lavorando e che lavoreranno per fare sì che questa 800esima antica Sagra di San Michele sia memorabile, perché veramente sarà un evento memorabile che rimarrà nella storia di Loreo e veramente un grazie a tutti. Invece abbiamo dato alla stampa questo libricino, un libricino che vede la collaborazione di un noto e bravo fotografo loredano, Francesco Lazzarato, poi di un geologo sempre loredano, Daniele Bergantin, che da sempre si è occupato di questo giovane territorio, di un archivista, giovane archivista, Luca Cattin, che si è preoccupato di andare a verificare presso gli archivi della Serenissima i documenti, vedere i documenti più antichi relativi alla Fiera di San Michele, di Roberta Marcolombo, preparata molto in geostoria del territorio, che ha preso in considerazione l'evoluzione della fiera nella seconda metà del Novecento. Infine Andrea Bellato, ex giornalista, un personaggio che colleziona tutto sul Loreo, e abbiamo lavorato durante i mesi estivi e ci siamo un po' incontrati un po' da uno, un po' dall'altro eccetera, e alla fine abbiamo raggiunto questo risultato. È dignitoso, qualcosa di dignitoso. In 2 mesi sfido chiunque a farvi qualcosa di più. In più c'è stato Walter Borbina che ha cercato di mettere giù questi articoli che noi avevamo fatto. Io personalmente, da storica, io sono sempre stata insegnante di storia e quindi mi sono preoccupata dell'aspetto storico delle fiere, fin dalla loro origine nel basso medioevo, cioè poco dopo l'anno 1000, e in particolare dell'origine della fiera di Loreo. Alla fine abbiamo raggiunto questo risultato e ne siamo abbastanza fieri, potevamo fare di più, potevamo fare meglio, però abbiamo pensato semplicemente di attraversare questi 8 secoli di storia scegliendo dei testi e delle immagini che fossero un po' nuove e che aiutassero a capire il valore di questa fiera.